Sindaco, nuova fuga di migranti dal centro di Villa Sicania e nuova iniziativa di protesta dell'amministrazione comunale. Perché oggi in piazza? Sì, perché non possiamo stare tranquilli, la situazione è estremamente grave. Ripeto, sono fuggiti circa 20 migranti ieri sera e già era successo un'altra volta con 2 o 3 migranti. Quindi lei vede che l'edificio non è idoneo a ospitare, non ha sicurezza e anche se tutelato, tra virgolette, c'è la presenza delle forze dell'ordine, non riescono ad assicurare l'ordine pubblico, questa è la verità, non si riesce ad assicurare l'ordine pubblico, anche perché le finestre, come dico, sono, come ho già detto, si trovano a 1,30 m dal marciapiede della strada e poi devo tra l'altro evidenziare che in atto si sono dei lavori grossi. Questo sta a dimostrare che quello che sostengo io, che la struttura non è idonea, quindi se non era idonea prima e stanno cercando ora di correre ai ripari facendo dei lavori alla luce degli eventi che si sono verificati. Quindi noi non tolleriamo questa situazione, noi siamo per la chiusura del centro non perché non siamo contenti, perché non è sicuro, perché ci troviamo in un regime di emergenza sanitaria in cui va salvata la quarantena e quindi i posti disponibili, che ripeto, i posti disponibili all'origine sono 99. Questo quando in situazione di normalità, quando c'era il fenomeno dei migranti, erano 99 che la struttura poteva ospitare. A maggior ragione oggi che bisogna osservare la quarantena sicuramente verranno ridotti di un 30% questi 99, quindi non può ospitare 100, 130, 150 migranti. Questo sia ben chiaro. Noi andremo avanti, addiremo le vie legali nei confronti di tutti, perché il nostro obiettivo è tutelare la salute dei seponesi. Non è possibile alle porte di una stagione turistica che si verificano questi eventi. Com'è possibile che ieri sono scappati? Con un'emergenza. Allora questo dimostra ancora una volta che la scelta non è adeguata e che non ci può essere un centro accoglienza di questa portata all'interno di un centro accoglienza. Oggi la protesta per questa nuova fuga di migranti a Siculiana, qual è la situazione e perché oggi è qui davanti a questo centro d'accoglienza? Ma questa situazione ormai è sfuggita al controllo, siamo sempre in presenza ancora di episodi che sostanzialmente mettono a repentaglio la salute pubblica, non è una questione di accoglienza, perché il centro c'è sempre stato e tutto sommato non ci sono mai state manifestazioni razziste o altro. Oggi la situazione sfugge di mano, perché ieri sera 20 migranti sono sfuggiti al controllo e praticamente c'è stata una serata in Far West con la popolazione giustamente impaurita e chiusa in casa. Oggi si chiede da parte del prefetto che ci sia un intervento per una migliore distribuzione dei migranti, anche perché dal punto di vista dell'accoglienza non credo che si possa parlare né di integrazione né di altro, in una situazione in cui una struttura è chiamata ad ospitare un numero molto più elevato della capienza per cui è sottoutilizzata. Quindi oggi si chiede che venga ripristinata la legalità e che venga garantita anche un'accoglienza che dia dignità ai migranti. In consigliere Mazza, oggi questa nuova iniziativa di protesta perché? Perché adesso veramente si è superato il limite, cioè non è possibile, ci invitano alla calma, ci invitano a stare tranquilli, sereni, però di fatto noi siamo in pericolo perché questo centro, al di là di tutto, c'è una libertà di andare, di uscire, se escono da qua dentro la popolazione è a rischio, quindi basta adesso, Roma si deve svegliare, e anche il prefetto di Agrigento si deve svegliare.